Riqualificazioni urbane a San Donà di Piave. Il 25 aprile è stato inaugurato il nuovo parcheggio Bergamin e una nuova area verde. Per noi, Eleonora Biral. In occasione della festa di primavera, durante la mattinata, c'è stata l'inaugurazione dei nuovi giardini parcheggio Bergamin, uno spazio completamente rinnovato dove sono state realizzate aree verdi e un parcheggio di 45 posti. Più che un parcheggio è una riqualificazione urbana, è una piazza in tutti i sensi. Proprio nelle intenzioni volevamo dare questa impronta, questo significato. Non doveva essere un anonimo deposito di auto, doveva essere una parte riqualificata della città che fosse testimonianza della storia di San Donà ma anche proiettata al futuro. In questa circostanza il sindaco Zaccariotto ha mostrato agli ospiti l'apertura del nuovo passaggio pedonale che collega il parcheggio Bergamin ai nuovi giardini Agorà. L'assessore ai lavori pubblici Contarin, a lavori compiuti, si è dimostrato soddisfatto dell'operato, in particolare per aver rinnovato una zona che stava lentamente degradando. Avete unito l'utile al dilettevole, diciamo, perché oltre al parcheggio c'è anche un'area verde. Sì, l'obiettivo era proprio questo, valorizzare quest'area che era degradata, era un'area buia di difficile controllo, frequentata da soggetti poco raccomandabili. Siamo riusciti ad aprirla, a renderla fruibile e quindi a farla rivivere a tutti gli effetti.